L'allarme al mercato ortofrutticolo di Treviso, fino ad oggi risparmiato dal contagio, è scattato alle prime luci dell'alba quando si è diffusa la notizia di un positivo fra gli operatori. Si tratta di un uomo italiano over 30, dipendente di una cooperativa. La positività è emersa dopo il tampone effettuato in modalità drive-in. Evidentemente aveva sintomi, il suo medico lo ha mandato giustamente a fare il tampone, abbiamo individuato, l'abbiamo contattato, abbiamo saputo, perché prima non sapevamo, perché noi abbiamo un nome, un cognome, un indirizzo, un numero di telefono, abbiamo capito che lavorava nella cooperativa del mercato, abbiamo chiesto a lui quali sono i suoi contatti stretti. Contatti stretti, che sono 5, sono stati individuati e sottoposti a tampone in giornata. Nessuno di loro al momento presenta sintomi riconducibili al Covid, ma si attende la conferma. Intanto il contact tracing prosegue con il direttore dell'ULSS 2 Benazzi, che comunque si appella alla calma. Che stiano tranquilli perché noi abbiamo già individuato i 5 che hanno avuto contatti stretti con lui, che stiamo operando dopo ovviamente rispetto ai 5 per capire quali sono i loro contatti e quindi la cosa è assolutamente sotto controllo. E dall'ULSS confermano che c'è una nuova positività alla Tre Valli di Vazzola, azienda che sembrava uscita dalla spirale del contagio che l'aveva interessata in piena estate, il primo cluster aziendale in Veneto. Positivo un lavoratore ed è scattata la profilassi interna, con alcuni colleghi invitati a osservare la quarantena, a cominciare dai vicini di Armadietto. Subito interessato il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS.